Mister, si ritorna a San Zeno di Montagna, ormai è una consuetudine ormai da molti anni per il team Scaligero. Si torna a San Zeno di Montagna con delle prospettive di un certo tipo. San Zeno di Montagna oramai è il nostro quartier generale per la preparazione. Direi che è un bellissimo paese, un bel panorama, un bel campo, per cui non vediamo motivo per cui dover cambiare. Relativamente alle nostre ambizioni, ma io ne ho già parlato con le ragazze, adesso noi abbiamo due obiettivi, è quello di creare un gran gruppo e di lavorare. Poi quando inizieranno le partite e conteranno i 3 punti, allora lì cominceremo a ragionare in modo completamente diverso. Le prime impressioni sulle nuove arrivate. Ma le nuove arrivate sono tutte di altissima qualità, lo sapevamo, l'abbiamo visto anche oggi nel modo di lavorare, nel modo di approcciarsi all'allenamento. Direi che abbiamo fatto dei grandissimi acquisti e speriamo che poi in campo lo dimostrino. Magari Panico, Bonetti, la stessa Toniolo si conoscevano già. Ci si meraviglia anche per questa Sipos, per questa giocatrice ungherese che in pochi conoscevano. Sì, erano molto pochi a conoscerla, onestamente non la conoscevo neanch'io, ho visto dei filmati, mi ha impressionato, qui vedo che addirittura sembra quasi non sentire neanche la fatica, al contrario delle altre colleghe, per cui credo che abbiamo fatto veramente un buon investimento su questa ragazza.